c'è stata una corsa veloce ai rifornimenti di carburante, in questo periodo è andata via parecchia roba. È un segnale che crea un po' di paura così in questi problemi di petrolio, di scorte e così via. È già successo altre volte, Ma in questo caso così tanto no. Ma quella parte dove è guerra è normale che... e questi aumenti è normale anche quello? Guarda, io sono meccanico, non sono economico per capire, ma È troppo. È tutti in giro. È normale che ci sia un po' di aumento, però cosa dobbiamo fare noi? Alla fine dobbiamo accettare quello che viene e pagare. Purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è cercare di risparmiare il più possibile. Tanto preoccupata, tantissimo preoccupata, sia per noi che per i nostri figli anche, perché non si sa nulla. Avendo anche pure qui una base americana è un po' paura. Ha paura di Trump? Mi fa paura più l'ignoranza di Trump su queste cose. Ci sono tante paure dall'appunto l'aumento dei prezzi, ma anche degli attentati. Lei teme qualcosa avendo le basi qui? Sì, un po', ma io abito abbastanza lontano. Non è escluso veramente, comunque bisogna sempre stare attenti e allerta. Le mie personali preoccupazioni chiaramente sono avere i miei figli appunto che vanno dentro alla scuola all'interno della base americana e sono preoccupata per i miei figli, per i figli degli altri, per tutti insomma. E se queste sono le mie onestamente sole preoccupazioni. Poi è chiaro, ho notato anch'io, i prezzi sono saliti, le bollette l'ho notato, certo